Si allarga l'inchiesta che interessa l'ex governatore Cuffaro, coinvolti anche un centro di formazione e una comunità terapeutica. Auto rubate e irregolarità nello stoccaggio dei rifiuti, questo quanto riscontrato da un controllo dei poliziotti della Volanti all'interno di un'autoemolazione di Agrigento. La Guardia di Finanza di Agrigento ha aderito alla campagna di promozione degli screening oncologici promossa dall'ASP. A 2 anni dall'incendio che interessò la Omnia di Licata, tutto è rimasto fermo. Questa è la denuncia dei parlamentari Cambiano, Catanzaro e Lavardera. Approvato dal Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bilancio consolidato per l'anno 2024. Avviata la procedura dal Comune di Agrigento per la consegna del servizio urbano in città alla nuova società che gestirà il servizio. Nuova iniziativa ieri sull'autismo per la giornata mondiale dedicata alle persone con disabilità. Mano pesante del giudice sportivo per l'allenatore dell'Acragas Sebi Catania, Natale Gatto, il nuovo centrocampista della squadra che rinforzerà l'intero reparto. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, mercoledì 4 dicembre. Nuovi atti di indagine sull'inchiesta che interessa l'ex governatore della Sicilia Cuffaro. Si allarga anche ai centri di formazione CEFPAS e una comunità terapeutica assistita con sede a Ciminna. I colleghi di Palermo. Prosegue l'inchiesta sugli appalti truccati in sanità che ieri ha portato ai domiciliari il presidente della DC Toto Cuffaro, l'ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti e il direttore del Trauma Center dello stesso ospedale Antonino Iacono. Su 18 indagati, quindi, 15 restano liberi, compreso il senatore di Noi Moderati Saverio Romano, anche lui coinvolto nell'inchiesta. Al di là del clamore della notizia, soprattutto per l'arresto di Cuffaro, leggendo le carte emerge come il GIP Carmen Sallustio ha sì disposto l'arresto per esigenze cautelari per i 3 indagati, ma ha sostanzialmente smontato l'impianto accusatorio della procura. Per il GIP non ci sarebbe stata un'associazione a delinquere né sarebbe provata la consegna di una tangente da 25.000 euro per favorire un imprenditore rispetto agli appalti del Consorzio di Bonifica per la Sicilia occidentale. L'analisi delle carte, degli interrogatori preventivi e un'intercettazione risultata poco chiara hanno portato il giudice a ridimensionare in buona parte l'impianto accusatorio della procura. Esisterebbe il metodo Cuffaro ma non un'associazione a delinquere e quindi il reato sarebbe stato derubricato a traffico di influenze. Il GIP, che ha disposto gli arresti domiciliari per Cuffaro, ha ravvisato comunque l'esigenza cautelare e disposto il totale divieto di comunicazione, così da escludere qualsiasi possibilità di mantenere contatti con altri coindagati o con terzi appartenenti alla pubblica amministrazione o all'imprenditoria, ma non ha disposto l'obbligo del braccialetto elettronico perché non emergono particolari esigenze tali da imporre il costante monitoraggio. Per un altro degli indagati illustri, il manager Alessandro Caltagirone, ex direttore generale dell'ASP di Siracusa, l'ordinanza emessa ieri dal GIP di Palermo ha rigettato la richiesta della procura di misura cautelare, escludendo in toto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il giudice, fanno sapere i suoi legali, ha ritenuto che non emergano gravi indizi idonei a comprovare l'asservimento da parte del pubblico ufficiale nella sua funzione in favore degli interessi manifestati da privati, né la dimostrazione di mera disponibilità a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, né ancora l'esercizio della propria influenza sui commissari di gara. Le indagini proseguono, ma i contorni e le responsabilità sono ancora tutti da chiarire. Auto rubate e irregolarità nello stoccaggio dei rifiuti, questo quello che hanno scoperto durante un controllo i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento all'interno di una autodemolizione
ditta è stata sequestrata e il titolare denunciato alla Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di riciclaggio e attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. L'attività nasce da un controllo di un'auto rimasta coinvolta in un incidente stradale che, nonostante fosse stata messa in vendita da parte della ditta come pezzi di ricambio su un importante portale di annunci di compravendita, è risultata essere regolarmente circolante in un'altra provincia siciliana. Il titolare della ditta ha riferito di avere già venduto il ricambio e di aver demolito il veicolo. Appresa la circostanza, gli agenti della Volante hanno accertato che nulla era stato annotato sul registro di carico e scarico dell'azienda e, non avendo la necessaria autorizzazione alla demolizione, non avrebbe potuto aver smaltito il veicolo interessato. Dopo un sopralluogo esteso alla zona di circa 18.000 metri quadrati, dove insistevano tanti veicoli palesemente dismessi dalla circolazione e non più in uso, i poliziotti hanno accertato l'effettiva presenza dello chassis riconducibile al veicolo oggetto della verifica, deliberatamente cannibalizzato e privo della targhetta recante il numero di telaio. Un ulteriore controllo all'interno del padiglione della ditta ha consentito di localizzare la presenza del blocco motore del veicolo posto in vendita sul sito, a cui era regolarmente applicata la targhetta recante il progressivo identificato alfanumerico, attraverso il quale gli agenti sono riusciti ad associare il numero di telaio effettivamente abbinato a una targa e quindi a un veicolo clonato circolante in un'altra provincia siciliana. Nell'effettuare il controllo, il personale della squadra volante della questura di Agrigento hanno localizzato nell'area della ditta la presenza di circa una trentina di chassis riconducibili ad autoveicoli di diversi marchi e modelli in circolazione. E la Guardia di Finanza di Agrigento ha aderito alla campagna di promozione agli screening oncologici promossa dall'azienda sanitaria provinciale con lo slogan "Io non perdo tempo, disegno il mio futuro", finalizzata a diffondere capillarmente tra la popolazione la consapevolezza che sottoporci a test preventivi permette di individuare precocemente il rischio di malattia. Le interviste. Che la Guardia di Finanza aderisce alla campagna di screening prevista dall'ASP di Agrigento. Sì, e devo ringraziare il comandante Baron per questa entusiastica adesione. Quindi oggi è importante cercare di diffondere sempre più la cultura della prevenzione. Prevenire significa arrivare prima. Lo slogan che abbiamo adottato è quello "Io non perdo tempo". Lo slogan è proprio per dimostrare che il tempo è il nostro nemico. È come noi abbiamo la chat in cui parliamo di prevenzione che abbiamo chiamato sliding door, cioè sono delle porte scorrevoli. Tu, non so se ricordate il film, tu puoi entrare e fare la prevenzione e la tua vita ha un disegno, tu puoi rinunciare e la tua vita potrebbe avere un disegno completamente opposto. Quindi oggi prevenire è fondamentale, e quello è il cambio culturale che dobbiamo dare, anche cercando di sensibilizzare la popolazione su questo. L'importante della prevenzione è anche che riduce quelli che possono essere poi i costi della malattia. Non sono solo costi biologici, ma anche costi reali, costi economici che riguardano la scarsa produttività, ad esempio non solo di chi ha la disgrazia di avere un tumore, ma anche dei familiari o dei parenti che assistono e che devono rinunciare ad andare a lavorare. Ecco che oggi è importantissimo investire in prevenzione. Bastano piccole cose. Per quanto riguarda il colon retto basta fare un kit per la ricerca del sangue occulto, per quanto riguarda il tumore della mammella basta rivolgersi ad un qualsiasi ambulatorio di radiologia della nostra provincia, e per quanto riguarda invece il tumore della cervice e del collo dell'utero basta andare in uno dei nostri consultori. È così facile, io non perdo tempo. Non c'è dubbio, ma soprattutto non bisogna perdere tempo, perché è importante agire da subito per individuare quelli che possono essere profili di rischio. La Guardia di Finanza ha accolto con estremo entusiasmo questa proposta dell'ASP di Agrigento di partecipare e farsi cassa di risonanza
a questa iniziativa. Il nostro obiettivo è quello di contribuire a individuare per tempo quelli che sono essere i profili di rischio. Una indagine precoce consente di incrementare notevolmente le possibilità di cura e di elevare quindi il miglioramento della salute. Siamo finanzieri, siamo operatori in servizio, ma siamo anche cittadini di questo territorio e vogliamo contribuire cercando di stare bene, poter fare bene il nostro servizio e rispondere alle esigenze della cittadinanza. A causa del devastante incendio che ha colpito l'impianto di stoccaggio rifiuti Omnia di Licata, la situazione resta immobile. I rifiuti bruciati giacciono ancora accatastati all'aperto, esposti agli agenti atmosferici. Per denunciare questa condizione, considerata ormai insostenibile, i deputati regionali Angelo Cambiano, Michele Catanzaro e Ismaele Lavardera, insieme alle deputate nazionali agrigentine Ida Carmina e Giovanna Iacono, hanno convocato una conferenza stampa per giovedì 11 dicembre alle 17:30 nei pressi dell'impianto. La presenza congiunta dei rappresentanti regionali e nazionali riflette una preoccupazione condivisa. Cambiano parla di immobilismo istituzionale clamoroso, mentre Catanzaro sottolinea come questi rifiuti esposti al sole, al vento e alla pioggia continuino a rilasciare sostanze potenzialmente pericolose. Lavardera denuncia 2 anni di rinvii e promesse non mantenute. Il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha approvato all'unanimità gli 8 punti previsti, tra i quali il bilancio consolidato, l'esercizio finanziario 2024, la modifica del regolamento per l'affidamento dei lavori agli operatori economici, alcuni debiti fuori bilancio e servizio. Via libera del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ha approvato all'unanimità dei presenti gli 8 punti inseriti all'ordine del giorno. L'organismo presieduto dal presidente Giuseppe Pendolino, coadiuvato dal segretario generale Melania Alessandra Laspina, ha deliberato alcuni importanti provvedimenti. Oltre al presidente, presenti i consiglieri Cinatra, Ina, Amato, Scicolone, Triglia, Castronovo, Ambrogio, Grassadonio e Cutrera, i dirigenti Fabrizio Caruana, settore contabilità e bilancio, Maria Antonietta Testona, settore pubblica istruzione, provveditorato e risorse umane, Michelangelo Di Carlo, settore infrastrutture e lavori pubblici, Achille Contino, settore turismo e attività economiche e produttive. È stato approvato il bilancio consolidato, l'esercizio finanziario 2024 e il regolamento per la gestione degli affidamenti dei lavori agli operatori economici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha approvato altresì la ricognizione delle partecipazioni societarie, la verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e debiti fuori bilancio. I consiglieri Cutrera, Cinà e Traina, con il loro voto favorevole alle proposte presentate, hanno rimarcato la professionalità dei dirigenti e del personale dell'ente. Il presidente Pendolino, a conclusione dei lavori, ha ringraziato l'intero Consiglio provinciale per l'accoglimento delle proposte, garantendo così una proficua collaborazione nell'interesse della comunità e della provincia agrigentina. Il Comune di Agrigento, a seguito dell'aggiudicazione, ha avviato la procedura per la consegna con urgenza del servizio di trasporto pubblico locale alla società TAG Trasporti Agrigento, società consortile, con entrata in esercizio prevista entro il 15 dicembre. Per la prima volta tale servizio è stato assegnato con gara a procedura aperta. Il sindaco Miccichea afferma: questo risultato rappresenta una svolta per la nostra città e per i cittadini. L'avvio del nuovo gestore apre una fase di rinnovamento del trasporto urbano con standard più elevati, maggiore qualità e più attenzione alle esigenze quotidiane della comunità. Ringrazio, conclude il sindaco, la commissione di gara, gli uffici e quanti hanno lavorato con serietà e competenza. La funzione pubblica della CISL delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, tramite il proprio segretario generale Salvatore Parello, esprime piena soddisfazione per l'approvazione da parte del Comune di Agrigento
del bilancio comunale che consentirà a partire dal 1 aprile 2026 l'aumento dell'orario contrattuale dei lavoratori part-time del Comune da 34 a 36 ore settimanali. Si tratta, ha dichiarato il segretario Parello, di una giornata molto significativa che segna il definitivo riconoscimento del contratto a tempo pieno per queste lavoratrici e lavoratori dopo un percorso lungo e complesso che mette la parola fine all'annosa problematica del part-time involontario. Desideriamo sottolineare il grande impegno profuso dall'amministrazione e dal Consiglio Comunale che ha accolto le nostre rivendicazioni e ci ha consentito di giungere a questo risultato. E ieri, nell'ambito della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si è svolto un convegno a Villa Genoardi dal titolo Pensami adulto, un progetto di vita oltre la scuola clinica, metodologia e inclusione per l'autismo adulto. Le interviste ai protagonisti. Angela Arrancatore, oggi questo interessante convegno, un progetto di vita oltre la scuola, metodologia e inclusione per l'autismo adulto, nella giornata proprio dedicata alla disabilità, alla presenza di tanti qualificati relatori. La nostra associazione, che mi pregio di rappresentare, ne sono la vicepresidente, si chiama Vita Autismo, e in collaborazione con l'associazione Armonia Sociale rappresentata dal dottore Giorgio Patti, in collaborazione con IBAO rappresentato dalla dottoressa Pascale e il supporto della Regione Sicilia, ha organizzato questo convegno. Il tema è fondamentale ed è forse un tema che spesso si preferisce tenere nell'ombra, ovvero quello dell'autismo, ma dell'autismo in età post-scolastica, in età quindi adulta. Il nostro titolo è emblematico, Pensami adulto, è un po' quello che noi genitori è il nostro cruccio. Fin da quando abbiamo la diagnosi di autismo e quindi dopo i primi interventi terapeutici ci chiediamo un po' sempre noi genitori cosa ne sarà dopo. Nei primi anni si è molto affaccendati a recuperare il più possibile le abilità e le competenze dei nostri figli, quindi passiamo da una terapia all'altra e forse poco pensiamo in realtà a quello che accadrà dopo. Soprattutto il problema nasce dopo la scuola, quando i nostri figli si ritrovano relegati a casa per la mancanza di attività che possono essere fornite, che li possono accompagnare e far rimanere assieme ai loro coetanei. Nello specifico, nelle linee guida e nel piano unitario regionale per l'autismo si è sempre parlato tantissimo di forme di inclusione sociale e di attività lavorative, ma noi genitori ad Agrigento ci ritroviamo che i nostri figli, a parte le sedute terapeutiche, a parte forse la palestra, in realtà non riescono ad essere inseriti in alcun contesto. Ecco, oggi questo vuole un pochino far puntare l'accento, questo convegno, proprio su questo tema. Non a caso sono con noi relatori di alto profilo, quali il professore Giovan Battista Presti dell'Università Core di Enna, la dottoressa Pascale e la dottoressa Ginolfi, che rappresentano l'IBAO, ma sarà presente anche un'altra mamma insieme a me, la mamma Anna, che rappresenta una realtà molto bella che esiste qua vicino, che è la realtà di Fabio Ruvolo e di Out Café. Il convegno si chiuderà con un momento particolare che sarà il racconto di una mamma, è la mamma di Giuseppe, mamma Anna, che ha visto cambiare radicalmente la vita di suo figlio dopo l'inserimento in questa realtà lavorativa di Caltanissetta, Out Café. Chiacchierando al telefono mi diceva proprio come è stato possibile grazie a questo non solo dare delle nuove competenze a suo figlio, ma proprio ha visto una rinascita totale anche a livello comportamentale. E noi siamo felici oggi di averli anche qui, i ragazzi di Out Café, che al termine del convegno daranno un esempio di inclusione lavorativa presentandoci un buffet che sarà interamente servito da loro. Il nostro obiettivo è proprio quello di portare dei modelli che possono essere imitati, possono essere copiati e realizzati. Agrigento non ne ha ed è necessario che nasca qualcosa.
Allora, il tema di oggi è un tema socio-sanitario che riguarda soprattutto la persona autistica adulta. Come ho avuto modo di dire nel mio intervento, l'aspetto sanitario nel soggetto autistico adulto perde attrattiva, perde appeal, perché le famiglie cercano altro, cercano l'inclusione sociale, cercano l'inserimento lavorativo, tutte cose di cui i ragazzi autistici hanno bisogno. Però in questo campo la nostra è un'azienda è un'azienda sanitaria ed eroga prestazioni sanitarie e servizio sanitario, che significa che l'intervento sociale è demandato ad altre istituzioni, in particolare agli enti locali, in particolare, perché no, anche alle scuole di formazione, al privato sociale, al terzo settore che dir si voglia. Su progettualità e su tematiche attinenti i soggetti autistici, il Dipartimento di Salute Mentale è disponibile a collaborare per la parte di sua competenza. Il 9 e il 10 dicembre prossimi, giornate di studio dedicate allo scrittore Andrea Camilleri, organizzate dall'Istituto di Favara, che prende il suo nome, diretto da Rosetta Monreale. Il servizio. Il 9 e il 10 dicembre prossimo spegnerà idealmente le 100 candeline sulla torta del proprio compleanno in occasione della seconda edizione delle giornate di studio, organizzate in suo onore dall'omonimo Istituto Scolastico Comprensivo diretto da Rosetta Monreale con il patrocinio dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione. Il programma di questa seconda edizione è particolarmente fitto e nutrito di relazioni e spunti di riflessioni. Ciascuna delle giornate di studio si articolerà in 2 sessioni, una antimeridiana e l'altra pomeridiana, nel corso delle quali accademici, docenti universitari, giornalisti, scrittori e studiosi si alterneranno sul palco per esaminare specifici profili del pensiero e delle opere dell'autore. Ad aprire i lavori della prima giornata saranno i saluti dell'assessore regionale della pubblica istruzione Girolamo Turano, del sindaco di Favara Palumbo, del presidente del Libero Consorzio Pendolino, del dirigente dell'ufficio quarto ambito territoriale Alberto Petix, Miriam Mignemi, presidente del Consiglio Comunale di Favara, e Gaetano Aronica, attore e direttore artistico teatrale. A confrontarsi sulle opere e sul pensiero di Andrea Camilleri saranno illustri esponenti del mondo accademico, scrittori, giornalisti, uomini di teatro. Una sintesi delle professionalità che hanno caratterizzato appunto l'impegno civile e culturale del nostro personaggio. Spero che sia un grande ma grandissimo successo, quindi vi aspettiamo tutti il 9 e il 10 di dicembre del 2025. La cultura della moda, questo è l'evento dedicato alla moda che si terrà domenica alle ore 17 al Teatro Pirandello di Agrigento. L'intervista all'organizzatore. La cultura della moda, un appuntamento che si terrà domenica al Teatro Pirandello. Un motivo in più per andare a vederlo. Come si svolgerà la manifestazione? La manifestazione avrà dei momenti spettacolo, di valorizzazione della moda, di stilisti siciliani, ma allo stesso tempo anche di valorizzazione di momenti culturali con illustri personaggi e frasi di illustri personaggi storici siciliani, agrigentini, ma anche momenti di temi sociali, sempre attuali, la moda non solo come spettacolo e sfilate, ma anche come momento di comunicazione e di strumento di valorizzazione di tematiche nel mondo. Da cosa nasce l'idea di scegliere proprio il Teatro Pirandello per un avvenimento sulla moda? Questa è la nostra prima edizione, non c'era migliore scelta di un luogo iconico come il Teatro Pirandello di Agrigento, proprio durante l'anno dell'Agrigento Capitale della Cultura. Noi vogliamo e speriamo e auspichiamo che l'evento vada per come vogliamo noi, che sia gradito per lanciare nel futuro sempre nuove edizioni, mantenendo quella iconicità che ci dà il Teatro Pirandello. Come si snoderà la serata? Ci saranno momenti di valorizzazione di stilisti siciliani, anche di 2 grandi stilisti presenti che hanno rappresentato la Sicilia nel mondo, e allo stesso tempo ci saranno momenti legati alla cultura, leggendo queste frasi storiche di scrittori siciliani, ma anche momenti con intermezzi di illustri personaggi che tratteranno tematiche sociali sempre attuali. Quindi diamo appuntamento quando?
domenica 7 dicembre alle ore 17 presso il Teatro Pirandello, ingresso gratuito. Vi aspettiamo, grazie. Verrà presentato domani a Licata un interessante docufilm sui giorni dello sbarco, quando la guerra cominciò a finire, realizzato dalla testata giornalistica Qui Licata, diretta dal collega Angelo Augusto. Ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. Sarà presentato l'11 dicembre prossimo alle ore 17 nella sala conferenze del complesso conventuale del Carmine a Licata il docufilm di Qui Licata sullo sbarco alleato in Sicilia del 10 luglio 1943. Licata fu la prima città d'Europa liberata dall'esercito nazifascista. Alle 11 del mattino del 10 luglio del 1943 sul prospetto del municipio arrivano le bandiere statunitense e inglese. Poche ore prima, infatti, tra Scoglitti e Licata, nel corso dell'operazione Aschi, erano sbarcati 160.000 soldati alleati per iniziare la campagna di liberazione dell'Europa. Un evento di portata storica straordinaria, perché fu lo sbarco degli alleati in Sicilia ad aprire la fine della Seconda Guerra Mondiale. Angelo Augusto, giornalista, direttore della testata online della web TV Qui Licata, con la fotografia di Francesco Sottile e il sostegno di Ego Green di Marcello Giavarini, racconta i giorni dello sbarco alleato in un docufilm di 35 minuti che sarà presentato, come detto, a Licata il prossimo giovedì 11 dicembre. L'evento ha il patrocinio gratuito del comune licatese. La conduzione del talk, che precederà la proiezione del film, è affidata a Maria Bernasconi. Protagonista del docufilm è Giuseppe Incorvaia, che veste i panni di un soldato americano appena sbarcato sulle spiagge di Licata. Ruoli importanti sono affidati a Daniele Amulè e Silvana Gallo. Accanto alla ricostruzione scenica, il docufilm offre testimonianze di storici, di giornalisti, di rappresentanti di associazioni impegnate in varie parti del mondo nella ricostruzione dell'operazione Aschi, di chi ha realizzato un museo per non dimenticare, insomma di quanti in quei giorni videro cosa accadde. A raccontarli saranno Lillo Bruna, la storica Carmela Zangara, il direttore del centro studi Memento Toni Cellura, il giornalista e presidente di IBC Sicilia Alfonso Locascio, Mirko Carrettieri di Root Liberation Europe, il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Antonio Francesco Morello, che hanno tutti un ruolo nel docufilm. Abbiamo provato, è il commento di Angelo Augusto, senza avere la pretesa di essere esaustivi, a raccontare, grazie alle testimonianze, soprattutto il punto di vista dei siciliani di quell'epoca, le sensazioni provate da chi assisteva all'avanzata di un esercito immenso, il mutamento delle condizioni di vita grazie ai soldati alleati, le piccole amicizie nate tra i militari e la popolazione civile. Viene fuori uno spaccato di vita quotidiana, afferma che, malgrado fosse in corso la guerra, rappresenta la voglia del popolo siciliano di continuare a sperare in un avvenire migliore. Appuntamento dunque a Licata giovedì prossimo. Linea alla regia per la pubblicità. Ha convinto il numeroso pubblico partecipante l'adattamento del Fu Mattia Pascal, firmato da Marco Tullio Giordana, che è anche regista, e Geppi Gleises, straordinario protagonista di uno spettacolo che ha raccolto consensi trasversali con una lettura raffinata, intensa e profondamente rispettosa dell'opera del drammaturgo agrigentino. Lo spettacolo, ricordiamo, inserito nella rassegna Riflessi culturali, organizzata dall'Ente Parco. L'intervista. È il primo romanzo vero di Pirandello, 1904, ed è anche il suo primo grande successo. E si presta a un'interpretazione teatrale. La riduzione è di Marco Tullio Giordana e mia, e Marco Tullio ha curato anche la regia e io sono il protagonista. È un romanzo di deformazione, come l'ha definito Mazzacurati,
ed è anche l'inizio della stagione degli antieroi, che poi proseguirà con la coscienza di Zeno, con Zeno che si definisce inetto a tutto, come in realtà inetto a tutto è Mattia Pascal. Noi questa siamo alla 75esima replica con un successo straordinario dappertutto e siamo contenti di essere qui. Io poi sono amico e ho avuto come attore diretto da me Gaetano Aroni, che è il direttore artistico, e ringrazio anche il direttore Roberto Sciaratta. Siamo felici di essere ad Agrigento, nella terra di Pirandello. È uno spettacolo molto evocativo perché ci sono delle proiezioni molto affascinanti che riproducono i vari ambienti, per cui noi ci ritroviamo sempre tra una realtà raccontata in parte anche da Don Eligio Pellegrinotto, che è l'alter ego di Mattia Pascal, che recita alcune parti che collegano il personaggio di Mattia Pascal da una scena all'altra, e poi c'è una compagnia di 11 attori che rende perfettamente l'idea di un grande affresco. Io sono abituato ad avere compagnie molto numerose, qui sono stato appunto con grande successo sia con il Filomena Marturano, con la regia di Liliana Cavani, e poi anche col piacere dell'onestà, sempre con la regia di Liliana Cavani. E un pubblico ricettivo e sono certo capirà e entrerà nello spirito della storia e del racconto. Tante le scuole italiane presenti al 62esimo convegno internazionale di studi pirandelliani provenienti da diverse regioni d'Italia che partecipano alle giornate di studio dedicate al Pirandello, in corso di svolgimento a Palermo al Centro Congressi. Ricordiamo che l'evento finale domani al Palacongressi di Agrigento. Le interviste. Rieccoci a distanza di un anno, il ritorno al convegno pirandelliano, 62esima edizione. Per la vostra scuola cosa rappresenta, cosa vuol dire essere qui? Vuol dire approfondire e conoscere il dialogo, la tensione che si è sviluppata dal carteggio Pirandello-Marta Abba in questi anni, su cui il convegno focalizza la loro collaborazione, una collaborazione che è dialogo, è tensione e che attraverso la scrittura ma anche la vita rende l'esperienza più intensa e più complessa, che è stata la loro nella stagione teatrale 25-28 e anche per noi che approfondiamo tematiche moderne, attuali, che stimolano i ragazzi a pensare, a scrivere. Per una giovane come me studiare Pirandello ha significato tanto, siccome un autore molto profondo. Credo che sia uno di quelle poche persone che va a fondo nella realtà, ad esaminare gli aspetti che nessuno penserebbe mai di trattare, come anche altri autori. Però Pirandello ha un modo di trattare e di comporre la sua arte in un modo che ti cattura, specialmente se sei una persona che prevalentemente studia materie scientifiche. Per me è stato un primo approccio molto interessante alla letteratura ed inoltre ho potuto studiare anche nel profondo l'intrinseco rapporto fra Pirandello e Marta Abba grazie alla stesura della tesina, e ho potuto documentare molto della loro storia, una storia che all'inizio sembrava un rapporto del tutto professionale che poi si è trasformato e, come Pirandello stesso definisce, è stato un rapporto che gli ha infuso un'importante linfa vitale. Allora, io sono Nicole Lupini e io insieme a tutto il gruppo che si è occupato del cortometraggio ci siamo occupati sia della rielaborazione effettiva insieme all'aiuto dei docenti e delle persone competenti che ci hanno affiancato, della rielaborazione di un paio di opere di Pirandello, ovviamente in relazione ai suoi trascorsi con Marta Abba, quindi per il tema del convegno di quest'anno, sia anche proprio della realizzazione del cortometraggio in sé per sé, quindi delle battute, della sceneggiatura, della proprio messa, della presa in gioco del cortometraggio in sé per sé. E questa occasione, comunque questo convegno, è un'occasione molto importante, è proprio è un'occasione che a parer personale non bisognerebbe perdere, poiché
Sì, è vero, a scuola noi studiamo effettivamente Pirandello e le sue opere, ma partecipare a questo convegno permette proprio di ampliare la nostra visione, le nostre conoscenze, il nostro modo di capire e di interpretare effettivamente il pensiero del Pirandello, ecco. Allora, per noi è una grandissima opportunità, noi sono veramente decenni che partecipiamo come scuola a questo progetto, è un qualcosa a cui la nostra scuola tiene tanto, soprattutto abbiamo cercato di rivalutarlo diciamo all'indomani del Covid, perché c'è stato un periodo in cui la scuola non è riuscita più a partecipare, invece negli ultimi anni siamo riusciti a far rinascere questo progetto come progetto interno alla nostra scuola, e quindi sono molto soddisfatta del fatto che sempre più ragazzi del nostro liceo, anche piccoli, quindi anche ragazzi che sono lontani magari dallo studio di un autore come Pirandello, si appassionino ogni anno e ogni anno trovano qualcosa su cui lavorare, qualcosa per cui in effetti vale la pena poi essere qui ogni anno. Per te cosa rappresenta, cosa vuol dire essere qui in questo importante convegno internazionale? Allora, prima di tutto, prima di essere stato un progetto bellissimo per noi, per tutta la classe, abbiamo partecipato quasi tutti, è stata un'opportunità per esporre tutte le nostre conoscenze, ma anche la voglia di fare, la creatività, e quindi essere qui e concludere questo progetto che va avanti da tanto tempo, mostrare tutto il lavoro che c'è dietro e dare una validità a tutto quello che abbiamo fatto. È una grande soddisfazione, a prescindere dal risultato che sarà, siamo comunque già felici tutti quanti di essere qui, siamo impazienti di partecipare e anche di prendere tutto quello che sarà durante questo convegno con gli esperti. Quindi sì, già siamo felici, a prescindere dal risultato, siamo contenti di tutto quello che abbiamo fatto, ma anche di tutto quello che faremo qui. Per una ragazza giovane come te cosa rappresenta Pirandello? Allora, io è stato il primo anno che l'ho studiato veramente, perché a scuola ancora non abbiamo fatto come programma, però conoscendolo è un autore sicuramente molto moderno, nonostante sia di un po' di tempo fa, ci siamo ritrovate tantissimo all'interno delle sue opere, avendo scritto sia fatto un cortometraggio, sia fatto una tesina, non solo sono stata in contatto con quello che era il passato, ma l'ho anche modernizzato ai giorni nostri ed è stato molto facile, quindi per me è stata una rappresentazione di tutto quello che sento dentro e tutto quello che è l'attualità, quindi per me è stata una figura molto importante. È stata una bella esperienza, interessante devo dire, sono state per adesso 2 ore di estrema cultura che io non avevo ancora mai provato, è la prima volta che vengo a un convegno in tutta la mia vita ed è stata un'esperienza che è davvero piacevole e interessante soprattutto. Cosa conosci di Pirandello? Che autore è? Cosa rappresenta per te? È un autore che da sempre mi ha affascinato, sia per la sua idea di follia, che è molto vicina anche alla mia, sia per la sua conoscenza poliedrica di tutta la cultura che potremmo dire, quindi sia dall'aspetto politico, che dall'aspetto personale, che dall'aspetto anche romantico, amoroso, come lo vediamo con la Abba. Allora sì, anche per me è la prima volta e devo dire che queste prime 2 ore si sono rivelate sempre molto interessanti e soprattutto stimolanti. Sono una grande appassionata di letteratura, soprattutto anche in questo caso di Pirandello. Durante l'estate ho avuto la fortuna di poter partecipare a un'attività di scrittura e comporre quindi una tesina in gruppo e ho avuto l'opportunità quindi di approfondire la figura di Pirandello, il suo rapporto molto complesso e sfaccettato con Marta Abba, e fino ad allora non conoscevo questa figura femminile molto carismatica e quindi mi ha appassionato e mi ha colpito molto. Gli interventi dei professori sono stati molto mirati e approfonditi e hanno saputo rispondere in maniera molto semplice ma anche approfondita alle diverse domande poste dagli studenti e quindi sì, molto piacevole come esperienza. È presentato il libro di Antonio Ferrante sul Partito Democratico, ce ne parlano i colleghi di Messina. Un linguaggio semplice, immediato, che potesse essere accessibile a tutti, perché come ho detto prima le cose si possono dire anche in modo semplice, nella più totale profondità. Si è svolta nella Sala Rossa del Castello Gallego di Sant'Agata di Militello la presentazione del libro Perché non vinciamo mai? Analisi semiseria di un partito mai partito di Antonio Ferrante, ex presidente regionale del PD in Sicilia. L'iniziativa, organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Sant'Agata di Militello, ha richiamato un pubblico numeroso e attento
interessato ad approfondire in chiave critica e ironica le dinamiche interne del centrosinistra italiano. Sì, ho fatto, mettendoci dell'ironia, perché anche là, diceva Freud che l'ironia è la difesa più matura, no? Puoi anche ironizzare sulle cose, perché poi prendersi in giro, oggi come oggi, la politica è molto umanità, anche il prendersi in giro secondo me aiuta a renderti più umano, più simpatico, no? A destra lo fanno, a destra si prendono in giro, tra virgolette, no? E in questo senso si prendono in giro loro rendendosi più umani, più simpatici. Anche la politica oggi è anche simpatia. Ferrante, con il tono brillante e riflessivo che caratterizza il suo volume, ha illustrato le motivazioni che lo hanno spinto a raccontare dall'interno vizi, limiti, ma anche potenzialità di un partito spesso concepito come incapace di capitalizzare i propri consensi. L'autore ha dialogato con alcuni esponenti del PD regionale e provinciale che hanno contribuito ad ampliare la discussione, affrontando temi come la partecipazione dei territori, il rapporto tra base e dirigenti e la necessità di una rinnovata identità politica. È un'occasione per discutere, per confrontarci sul partito e attorno al partito, ma in realtà sulla società, sulla nostra comunità, quella locale ma anche quella nazionale in termini più generali, con Antonio Ferrante, che è autore di questo divertente libro che ha un titolo molto evocativo, Perché non vinciamo mai, ed quindi l'abbiamo fatta diventare un'occasione per una divertente seduta di autoanalisi collettiva e al di là dello scherzo un'occasione di reale confronto e di discussione franca sul ruolo che il Partito Democratico deve avere nel nostro Paese e nelle nostre piccole comunità. Quali sono le riflessioni che bisogna fare soprattutto per il futuro del partito? Ma il Partito Democratico dovrebbe, a mio giudizio, lo dice anche, devo dire, Antonio nel suo libro di piacevole lettura, abbandonare un po' la necessità dell'analisi della complessità, che è un elemento di realtà, e comunicare con le persone e con le comunità in maniera molto più semplice e soprattutto assumere decisioni nei tempi che sono coerenti con la vita delle persone e del Paese, e poi collegarsi con il mondo che c'è fuori del partito, soprattutto quel mondo che il partito continua a votarlo anche con tanta disillusione e molte volte anche con punte di delusione che portano la gente ad allontanarsi perfino dall'esercizio del voto. L'utilizzo, Antonio, nel libro. Sì, è un libro intanto autironico e penso che l'ironia non dobbiamo mai perderla, anche perché aiuta a riflettere e aiuta a capire anche tanti errori che sono stati commessi nel passato. È un libro, possiamo definire, anche autobiografico, in cui tanti di noi si possono ritrovare, ed è un libro che mette nero su bianco, mette a nudo i tanti limiti che ci sono stati negli anni passati, i tanti limiti che ancora questo partito si porta dietro, non come una critica sterile fine a se stessa o contro qualcuno, ma per fare riflettere e far comprendere gli errori del passato per non ripeterli più nel futuro. E noi oggi qua ci ritroviamo, sono contento di aver ritrovato tanti amici e compagni con i quali stiamo condividendo un nuovo percorso di cambiamento anche del Partito Democratico locale, con lo spirito appunto di grande disponibilità e di ascolto e di apertura anche verso le critiche che ci vengono mosse. Il regista agrigentino Max Puglisi è stato nominato direttore artistico a Liverpool al Festival internazionale del cinema Liverpool Indie Awards. Il festival è tra i primi 100 indipendenti più importanti del mondo sulla piattaforma Film Freeway. Ricordiamo che Liverpool, oltre a essere famosa per i Beatles, è anche stata capitale della cultura europea. E per lo sport vediamo un ampio servizio di Carmelo Lentini sul big match tra l'Aragona e il Gemini e sulla mano pesante del giudice sportivo nei confronti del tecnico dell'Agregas Sebi Catania e una panoramica del campionato di Serie D e di eccellenza. Sta a vivere una domenica di grande calcio. È infatti in programma il big match tra le due capolista, vale a dire Aragona e Gemini. Entrambe imbattute cercheranno di superarsi a vicenda nel tentativo di tentare la fuga.
Intanto la società di casa ha diramato un comunicato con alcune indicazioni importanti. È stata attivata la prevendita presso lo stadio dalle 17 alle 20 con il costo unico di 10 euro. Alla società Gemini saranno assegnati 250 biglietti con prevendita da parte della società Gemini. Lo stadio ha una capienza di 780 posti, per cui raggiunto questo numero di biglietti venduti non saranno rilasciati ulteriori taglianti. Ed ora occupiamoci di Akragas. C'è stata una mano pesante del giudice sportivo nei confronti del tecnico Sebi Catania. Il trainer biancazzurro è stato squalificato sino al 1 marzo del 2026. La società si è immediatamente messa in movimento per capire cosa è stato scritto nel referto arbitrale, per cui prima di presentare il reclamo è stata presentata richiesta degli atti per avere gli atti di gara. In attesa di risvolte sarà Dino De Rosa a sostituire Sebi Catania in panchina domenica prossima al Pino Buongiorno di Caltagirone contro la locale Calat. In Serie D qualcosa non va in casa Nissa. Nelle ultime ore si è appreso che in seguito alla sconfitta interna con la Cireale, il presidente Luca Giannone ha rassegnato le proprie dimissioni ed ha anche annunciato tramite video di aver esonerato il tecnico Lello di Napoli e il suo vice Alessandro Tatomir. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del nuovo tecnico. Infine si sono disputate le gare di andata delle semifinali di andata di Coppa Italia di Eccellenza. L'Unità Sciacca ha disputato e ha superato il Partinico Audace per 1-0 con una rete dell'ex biancazzurro Caternicchia. Nell'altra gara è finita in parità 1-1 la sfida Vittoria Modica. Le gare di ritorno si giocheranno mercoledì 17 dicembre a campi invertiti. Chi vince va in finale. E l'Akragas comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Natale Gatto, centrocampista duttile, classe 1994, che ha già vestito la maglia biancazzurra nella stagione 2010-2013, contribuendo alla vittoria del campionato di eccellenza e alla successiva promozione in Serie D. Gatto arriva all'Akragas forte di un percorso significativo: Igea Virtus, Milazzo, Acirreale, Orlandina, Modica e da ultimo l'esperienza da capitano nel Rosmarino nel campionato di eccellenza. A presentare il nuovo acquisto è stato il direttore generale Giancarlo Rosato, che ha accolto il calciatore in sede. Il presidente Salvatore Laporta ha commentato l'operazione, reduci da un novembre fitto di impegni con un dicembre altrettanto intenso alle porte, avevamo la necessità di rinforzare il centrocampo. In arrivo nuovi finanziamenti per il Borgo San Gregorio, ce ne parlano i colleghi di Messina. Finalmente arrivano buone notizie per il Borgo di San Gregorio di Capo d'Orlando, che da anni attraversava un periodo di declino apparentemente irreversibile. Il progetto di riqualificazione della borgata marinara, classificatosi al terzo posto nella graduatoria regionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, ha ottenuto un finanziamento di 234.000 euro. Gli interventi si concentreranno sulla piazzetta dei pescatori, considerata il cuore pulsante del borgo. L'obiettivo è riportare questa area alla sua funzione originaria di luogo di incontro e simbolo identitario, attraverso la creazione di uno spazio urbano accogliente, accessibile e armonicamente integrato con il paesaggio marino. Il progetto prevede l'installazione di una pavimentazione coerente con il contesto, arredi urbani, un sistema di illuminazione funzionale con effetti scenografici, pensiline ombreggianti e panchine. Saranno inoltre realizzati percorsi pedonali inclusivi, dotati di rampe per disabili e segnaletica tattile laddove necessaria, con spazi dedicati alla sosta e alla socialità. Il sindaco Franco Ingrilli ha commentato: «Siamo orgogliosi di avviare un progetto che integra cultura, lavoro e comunità. Con questi 234.000 euro investiamo nel patrimonio materiale e immateriale del nostro borgo, creando opportunità di sviluppo locale e migliorando la qualità della vita dei cittadini».
E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.